Se ravvisate delle irregolarità, andate in procura. È questo l'invito che il governatore Luca Zaia ha messo sul piatto nel corso della sua audizione di fronte alla 5ª commissione consiliare regionale per il caso Report. Il presidente però avverte che noi non abbiamo nulla da nascondere e non ci sentiamo neanche nella condizione di essere trattati come dei lazzaroni o di poco di buono, perché quando noi parliamo la gente ci guarda e ci giudica. Zaia si è messo a disposizione dei consiglieri assieme ai tecnici e ai dirigenti della sanità veneta. Siamo assolutamente a disposizione, quindi segnatevi le domande, sentite i tecnici, però veramente vi chiedo, ascoltate i tecnici. Noi veniamo qui col cuore in mano. Se siete prevenuti, finisce che stasera ci mandiamo a quel paese, voi vi fate le vostre storie, vi ho detto cosa dovete fare, e noi ci facciamo ovviamente continueremo a amministrare perché noi abbiamo questa incombenza di dover amministrare. Purtroppo questa fase non felice per il Veneto. Anche perché la situazione del Veneto, dove pure i casi e i contagi sono in calo, non è ancora vicina alla soluzione del problema coronavirus. Fuori ci sono veneti che soffrono per la salute, sono veneti che soffrono per l'economia e soffrono anche psicologicamente per quello che è accaduto. Spero che ne usciamo. Se volete la mia visione, non ho la sfera della verità, sono altri che quelli che contattate che hanno la sfera della verità. La mia visione è quella che noi, se riusciamo a mettere in sicurezza tutti gli over 60, i maschi sopra i 65 anni e le donne sopra i 75, abbiamo messo in sicurezza il 90% del problema con i vaccini. Zaia lancia infine un avvertimento molto chiaro. Accetto tutto, accetto le critiche, accetto tutto, ma non esiste che questo venticello dell'accostamento malizioso, morti, in curia, con me non funziona. Quindi, chiuso il consiglio, andate in procura e abbiate le palle di fare una denuncia.